data delle prossime elezioni regionali fissati in concomitanza con l'adunata nazionale degli Alpini all'Aquila. Per il consigliere regionale Nicola Finco bisogna correggere al più presto un errore che negherebbe il diritto di voto a moltissimi veneti. Questa è un'offesa ai cittadini del Veneto, perché programmare le elezioni regionali il 17 maggio vuol dire non permettere a circa 100.000 persone di poter scegliere il proprio governatore. Si annuncia battaglia sulla data delle prossime elezioni regionali, la concomitanza delle consultazioni che decideranno il prossimo governo del Veneto con l'adunata nazionale delle penne nere all'Aquila è considerata un'ingiustizia nei confronti di tutti quegli alpini che per partecipare al raduno abruzzese si vedrebbero negata la possibilità di esercitare il proprio diritto al voto. Una scelta sbagliata secondo il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco, che si unisce a quanti chiedono uno spostamento della data delle elezioni. Parlo da bassanese, da una terra alpina, una terra che vedrà molti dei suoi cittadini partecipare all'adunata degli alpini, quindi mi auguro che il governo Renzi sposti questa data, perché altrimenti vorrebbe dire negare un diritto sacrosanto ai cittadini del Veneto. E proprio a questo tema continua